L'informazione di diffusione europea, oggi a Nord-Est. Ben ritrovati dalla redazione. Operazioni di ripristino sul lungomare di Barcola a Trieste. Sono in corso i lavori di rimozione della vernice dalle 7 panchine che nei giorni scorsi erano state dipinte con i colori della bandiera palestinese da ignoti. L'intervento affidato ad Acega Sapies e Amga sta rivelando più difficile del previsto a causa della porosità della pietra. Oltre alle idropulitrici, gli addetti stanno utilizzando speciali aspiratori per evitare che i residui di vernice finiscano in mare. Sull'episodio indaga la Digos. Svolta nel caso dell'omicidio del piccolo Giovanni Trame, ucciso lo scorso novembre a Muggia. La madre, la 55enne Olena Stasiuk, lascerà l'ospedale maggiore di Trieste per essere trasferita nella sezione psichiatrica del carcere La Dozza di Bologna. Il trasferimento è stato deciso per garantire la massima sorveglianza contro il rischio di autolesionismo. Intanto slitta la consegna della perizia psichiatrica. Il documento dovrà stabilire se la donna fosse capace di intendere e di volere al momento del delitto. Mattinata difficile per il traffico sulla A34, poco prima delle 9. Un incidente tra due auto all'altezza di Gradisca di Sonzo ha causato rallentamenti in direzione Gorizia. 2 le persone rimaste ferite, fortunatamente in modo non grave. Sul posto è intervenuta la polizia stradale insieme al personale sanitario del 118. Dopo una temporanea chiusura dello svincolo per permettere i soccorsi, la circolazione è in fase di normalizzazione, anche se permangono code nel tratto interessato. Attenzione ai cantieri notturni nell'area di Udine. Dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina resterà chiuso lo svincolo di Udine Nord sul raccordo A23 tangenziale. Le limitazioni riguarderanno sia i rami di entrata che di uscita per chi viaggia in direzione Tarvisio o proviene dalla tangenziale Ovest. Autostrade Alto Adriatico consiglia percorsi alternativi sulla statale 13 Pontebana. Resta acceso il dibattito sul nuovo regolamento del commercio nel cuore di Udine. Il piano punta a frenare l'apertura indiscriminata di nuovi bar e ristoranti per tutelare l'equilibrio del centro storico. Nonostante le perplessità di alcune associazioni di categoria, l'assessore Alessandro Venanzi difende il provvedimento definendolo un percorso condiviso, necessario per garantire decoro, sicurezza e una crescita ordinata del tessuto cittadino. In chiusura uno sguardo alle previsioni meteorologiche. Oggi cielo sereno o poco nuvoloso con possibilità di bora moderata sulla costa e sulle zone orientali, specie sul Carso e a Trieste. Dal pomeriggio sulla zona montana cielo da poco nuvoloso variabile, temperature massime in pianura fra 16 e 18 e sulla costa fra 13 e 15 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi. L'informazione di diffusione europea, oggi a